suo cammino. Buongiorno. Desidera? Sono interessata alla sua inserzione. Certo che lei è mattiniera, sono appena le 7. Già, è che il giornalaio mi ha consigliato di presentarmi presto se non volevo perdere il treno. Ah sì? E allora si accomodi. Tante grazie. Ecco, venga, signorina Torbeck. Questa è la stanza. Ci dormiva mio figlio Horst prima che scoppiasse la guerra. L'hanno dato per disperso dal 44, ma io desidero che lei non cambi nulla qui. Se un giorno dovesse tornare, voglio che ritrovi la sua stanza così come lui l'ha lasciata. Le piace? Sì. Allora sono 45 marchi. Ma nel giornale c'è scritto 40 marchi. Escluso il riscaldamento, altrimenti sono 45. Nel giornale si parla anche di acqua corrente. Certo, potrà lavarsi di qua, venga. Tutto per lei, tra le 5:30 e le 6:30 del mattino. E non c'è anche una vasca da bagno? Sicuro, qui, nella stanza da bagno. Se vuole farsi il bagno però ci sono quelli comunali proprio qui accanto. Sa, la vasca, almeno quella che sia per uso personale, già che si è costretta ad affittare le camere. E se poi tuo marito... E allora che fa? La prende? Non si senta costretta, la lasci se non le piace. Certo. Stavo solo pensando. 45 marchi è caro per me. Se può permetterselo o no, lo può decidere solo lei. Ho deciso, la prendo. Beh. Sì, ma un momento. Dovrò almeno avere una garanzia se vuole che mandi via gli altri interessati. Quale garanzia le occorre? Un mese d'affitto in anticipo. Ah, sì, certo. Che distratta, la prego di scusarmi. Può cambiarmeli? Ma sicuro.